Avremo un nuovo viale importante e centrale per la nostra città a misura di pedone e di biciclette e credo che questo sia un passo in avanti per tutta la comunità. Non solo un intervento di messa in sicurezza stradale, ma di vero e proprio recupero di un'area degradata. Al via a fine mese il primo stralcio dei lavori di riqualificazione di via Zermanesa, da Villa Stucchi al cimitero, compresa la nuova rotatoria all'incrocio con via Verdi. Opera dal budget complessivo di 2,5 milioni di euro, che sarà il gruppo Vega a realizzare come contropartita al centro logistico che sta per sorgere a Bonisiolo. È un lavoro di riqualificazione soprattutto necessario, di cui si sente la necessità perché la situazione di difficoltà, di degrado, di impossibilità per pedoni e biciclette in modo particolare, ma anche per le auto di parcheggiare senza rovinare la propria automobile, insomma ci sono tutte, ci sono da molti anni. Urgente mettere in sicurezza in quel tratto pedoni e ciclisti, cantiere aperto fino a ottobre, inevitabili, trattandosi di una delle arterie principali del comune, rallentamenti alla circolazione stradale. Il traffico verrà sempre garantito, adesso stiamo aspettando il piano proprio di sicurezza per vedere esattamente come gestire concretamente la cosa, comunque il traffico sarà possibile circolare comunque con l'automobile. E, insomma, ci sarà un po' di disagio, ma insomma, credo che ne valga la pena. Ecco.